Saluto il sindaco di Gavoi, Salvatore Lai, grazie Salvatore. Buonasera. Il tecnico con i protagonisti anche lui del Piro, Mario Butto, grazie. Grazie per la vostra presenza. Assessore all'ambiente, Marcello, vuoi dire qualcosa? Quindi io direi che possiamo lasciare la parola ai tecnici. Buonasera a tutti. Io mi occupo nella mia presentazione di ripercorrere un po' tutto il cammino che ci ha portato ad oggi, un cammino iniziato molto tempo fa e, come ha ricordato il sindaco e l'assessore, anche gli ostacoli che non è stato facile superare, ma diciamo con un po' di costanza, un po' di testardaggine, molto impegno siamo riusciti oggi ad arrivare a un evento che non era scontato. Il PIU è il programma integrato per il riordino urbano, è normato dalla legge regionale numero 8 2015, in particolare interviene sull'articolo 40, poi la legge 8 2015 è la legge, diciamo così, madre dell'urbanistica in Sardegna. Partiamo dal bando. Il bando, la serata 29 anni della RAP, pubblicò in data 19/12/2017. 9 anni fa. L'avviso pubblico per il finanziamento dei programmi integrati di riordino urbano con una dotazione finanziaria di tutto rispetto, per allora parliamo di 10 anni fa, di 27 milioni di euro, 250.000 euro esattamente, poi fu implementato. Agiva su 3 linee di finanziamento. La linea A mirava alla riqualificazione delle periferie e degli ambiti urbani disorganici, incompiute, parzialmente utilizzati e degradati. Questa linea si rivolgeva ai capoluoghi di provincia oppure alle città, paesi con una popolazione superiore ai 10.000 abitanti. La linea B invece mirava al recupero e valorizzazione degli edifici devoluti al prezzo simbolico dai proprietari al soggetto attuatore. In parole povere, caso unico, e tutti abbiamo capito di cosa si trattava. La linea C invece mirava alla riqualificazione urbanistica di aree di valenza ambientale caratterizzate dalla presenza di infrastrutturali e insediativi, ed era destinata ai paesi sotto i 10.000 abitanti non rientranti nel PNRR, cioè quindi alle zone interne, diciamo così. Noi siamo intervenuti proprio sulla linea C. Quali erano le finalità del bando? Le finalità del bando erano sostanzialmente valorizzare gli attrattori paesaggistici, patrimonio storico, culturale, paesaggistico, quindi intervenire negli ambiti urbani interni per valorizzare tutti quelli che erano gli attrattori storici e culturali e andare anche a favorire, diciamo, lo sviluppo locale, rafforzando tutti quelli che erano i fattori produttivi, dal turismo alla cultura, all'ambiente. Ho voluto sottolineare la parola cultura perché poi ci ritorneremo su questo concetto. I criteri di valutazione della proposta progettuale quali erano? Tutti estratti dal bando, la qualità della proposta progettuale e il livello di approfondimento, cioè non dovevamo semplicemente presentare una scheda, ma avere un progetto che avesse un certo livello di approfondimento. La rilevanza sul territorio in termini ambientali, paesaggistici e urbanistici, cioè l'intervento doveva essere inserito in un ambiente inserito e a sua volta dialogando con quell'ambiente, l'importanza degli immobili e dei complessi immobiliari da riqualificare nel contesto di riferimento, quell'importanza è un'importanza assolutamente assoluta, così ne parleremo più avanti, l'integrazione tra gli elementi infrastrutturali insediativi con il contesto ambientale in cui sono inseriti, la coerenza con il valore del territorio e infine il cofinanziamento, cioè il bando si basava sul fatto che dove andavamo a intervenire quel contesto doveva essere ben inserito in un ambiente diciamo ad alta valenza e migliorare quell'ambiente. Qual era l'oggetto del finanziamento? Diciamo che questo era uno degli assi importanti del PIL, cioè finanziava non soltanto la realizzazione delle opere, ma ancora prima si doveva programmare quali tipi di opere dovevano essere realizzate. Nel programma quindi finanziava la redazione del programma integrato, ossia la predisposizione dello strumento urbanistico strategico, cioè noi interveniamo lì per questo motivo inseriti in un ambiente caratteristico e
interveniamo in un certo modo, con determinati materiali, con determinate scelte strategiche. Non solo come interveniamo, ma dobbiamo anche indicare quelli che sono, si dovrebbero indicare quelli che sarebbero stati poi gli enti superiori che dovevano dare il parere per poter attuare il piano, che veniva ugualmente finanziato, cioè finanziava la programmazione e la realizzazione delle opere inserite in quel programma. Quali furono l'idea guida del programma integrato? Naturalmente dialogando con l'allora amministrazione guidata da Ester Satta, e l'idea guida si ispira al profondo legame, ne ha parlato prima il sindaco, del profondo legame tra le genti dello Zaire e l'elemento acqua, che nei secoli ne ha influenzato la vita, l'economia, l'architettura. L'inquinamento è sicuramente un elemento principe, il territorio e anche la cultura. Nella relazione storica inserita all'interno del progetto che fu presentato è stata raccontata la storia del Sarzinamento, dall'alluvione del 10 settembre 1921 che devastò l'abitato di Ozaia, ma anche tutto, diciamo così, tutto il versante che confluiva sul Rio Bisne, all'approvazione in Parlamento della legge per Ozaia, un piccolo paese che riuscì ad avere un intervento ciclopico dal punto di vista culturale ad intervenire direttamente in Parlamento. Fu approvata la legge il 14 luglio 1922 alla realizzazione dell'infrastruttura che vediamo ancora oggi, iniziata, vale per le date, il primo maggio 1924, finita in 2 anni. Quell'opera che noi vediamo ora riuscire a realizzare un'opera di questo tipo in 2 anni è davvero una cosa impensabile. All'interno del progetto è stato messo in evidenza anche il fatto che Ozaia in passato ha costruito tutta una serie di reti di adduzione, presidi che poi andremo a valorizzare, che per oggi portano l'acqua al comune, e sempre nella relazione storica è stato messo in evidenza come l'elemento acqua veniva gestito in maniera pubblica a beneficio di tutta la popolazione, con una serie di fontanili piuttosto che con una serie di lavatori di cui esistono ancora alcune testimonianze che all'interno del PIL e poi all'interno di altri finanziamenti stiamo cercando di recuperare, non stiamo cercando di recuperare di sicuro. Non in ultimo è stato richiamato il fatto che Ozaia è davvero uno dei pochi paesi che caparbiamente si è opposto al passaggio al gestore unico ormai 25 anni fa e alla quale gestisce ancora oggi in maniera, io direi, orgogliosa ed efficiente in autonomia il servizio idrico integrato. Quella relazione che è così ampia, così corposa, così piena di punti di riferimento è stato possibile realizzarla, scriverla, studiarla e proporla grazie, e qui lo voglio ringraziare pubblicamente a Giancarlo Murgia che davvero in quella fase ci ha aiutato a me e al geometra Buttu che insomma allora ormai stiamo parlando di 10 anni fa, eravamo un po' più giovani, abbiamo strutturato davvero un progetto di un certo spessore. Quali erano i contenuti iniziali del programma integrato? Ristrutturare l'ex istituto Musina. Per farlo l'idea iniziale era quella di realizzare un ostello, recuperare, riqualificare, diciamo così, e valorizzare il sanzionamento, ristrutturare il giardino Flori, recuperare, diciamo così, adeguare il giardino Flori che qui a Ozaia chiamato sul ponte, e infine la riqualificazione delle fonti, diciamo, storiche, quelle che ancora oggi portano l'acqua a Ozaia. In sostanza, il programma integrato racconta nel suo piccolo contributo ma importante la storia di un paese che nei secoli ha trasformato una minaccia. L'acqua prima era una minaccia, aveva distrutto il paese, infestava il paese con la malaria, non si riusciva a gestire. Quella minaccia l'ha trasformata in una risorsa che ne ha plasmato l'economia, l'identità, la vita e la storia, contribuendo a fiorire della cultura nel centro della Valdagia. Tutti quanti noi che viviamo vicino a Ozaia è il paese dei laureati, non sarà un caso, è sicuramente un grande merito di Ozaia aver divulgato la cultura quando magari la cultura era vista come quasi un cognome di lui.
Il progetto si sviluppa seguendo quindi il legame materiale e immateriale che dal cuore del paese porta alle viscere della montagna, interpretando i segni dell'uomo e della natura, quando questi segni si sono assolutamente integrati tra di loro, uniti appunto in un intreccio inscindibile. E che cosa racconta il film? Io, per quanto riguarda gli aspetti tecnici, si recupera l'architetto Angioi che ha gestito, diciamo così, la parte architettonica. Si lavora su alcuni linee importanti. Intanto vedete il Rio Vigine che segna davvero come se fosse una vena, il solco che porta dalla montagna arriva al paese. Interveniamo sull'ex istituto Mesina per andare a ristrutturarlo, interverremo su Ponti, il Giardino Floris, interverremo sulle prese idriche e tutto questo è completato da sanzionamento che è quasi un ponte ideale fra il paese e il territorio, dove nel paese abbiamo l'ex istituto Mesina, nel territorio, nel monte abbiamo queste prese idriche che sono, oltre che funzionali, sono davvero delle piccole opere. Ho voluto citare questo articolo, l'articolo 8, prendendo dal bando proprio la dicitura: per ogni linea di finanziamento, ricordate A, B e C, verrà redata un'unica graduatoria in base alla quale si procederà a finanziare gli interventi nella misura massima di una provincia o città metropolitana. Quindi ne finanziamo una provincia. I primi arrivati. Termine della presentazione domande, stiamo parlando dalle ore 13 di ormai 8 anni fa, 27.04, siamo lì 2018, il programma integrato di ONSARE, come ha detto la sindaca, si intitola recupero delle prese idriche, qualificazione dell'ex istituto Mesina, e aveva una dotazione di 1 milione di euro, di cui 815.000 euro pari all'82% a carico della regione, 185 a carico del comune di Gonzaga. Ricordate che tra le criminalità c'è il cofinanziamento non era alto, perché naturalmente parliamo di 185.000 euro per un paese come Gonzaga, sono soldi importanti. Ho voluto parlare anche con il governatore che è venuto a casa di giù, vedete questa foto. Ora tutte le domande, i bandi, i finanziamenti si presentano nei portali istituzionali, no? Invece allora scendiamo a Cagliari, lo portiamo fisicamente, quindi tutte le stampe, tutte le tavole. Il 27 aprile alle 12.14 eravamo lì, 3/4 d'ora prima della scadenza, in un viaggio che mi ricordo fu anche un po' particolare perché rischiamo di arrivare in ritardo. Però ora con un clic si presentano le domande, stiamo parlando davvero quasi della preistoria. La relazione originaria del 2019, noi facemmo, Giovanni Butto ne testimone, ma Giovanni Morisano, che lo stesso ci diede facemmo un grande lavoro, ma successe questo, che a causa dell'articolo 8, primo Daloni, provincia di Nuoro, secondo Gonzaga, provincia di Nuoro, terzo Armuglia sul Sardegna, Masulla sul Stato, Bessuto e Sassari, Gonzaga per l'articolo 8 non fu finanziato. Naturalmente con l'amministrazione comunale, con la parte tecnica fu una grande delusione. A quel punto iniziamo una serie di interlocuzioni con l'assessorato agli enti locali, che si rese conto della disparità di trattamento, perché arrivavano a finanziare il comune di Bessude che aveva un punteggio nettamente inferiore al nostro. Noi restammo a piedi. Nel frattempo riconobbero l'errore e a dicembre pubblicarono la seconda graduatoria, dove andiamo a vedere che il comune di Gonzaga venne finanziato, cioè fu fatta una graduatoria appositamente per il comune di Gonzaga. Daloni, Armuglia, Masulla, Bessuti già finanziati, non rientrarono nella determinazione, rientrò invece il comune di Gonzaga. Naturalmente tutti fummo contenti di questa cosa e iniziarono i rapporti con l'assessorato per mettere in campo, anche perché l'amministrazione stava per scadere, quindi c'era naturalmente la fretta di riuscire a portare a casa non soltanto il risultato ma anche realizzare le opere. Però alla pubblicazione della graduatoria definitiva si vede una fase molto confusa dovuta alla complessità del procedimento in capo a 2 assessorati, attuazione e programmazione. Era da 2 servizi degli assessorati che
avevano difficoltà a dialogare, con ripetuti, tra l'altro vi furono tutta una serie di avvicinamenti di funzionari che si occupavano, chi veniva dopo non sapeva esattamente cosa c'era fatto prima. E infatti il 26 ottobre del 2020, 10 minuti dopo la seconda graduatura, l'amministrazione comunale guidata da Esther Sazza, che aveva promosso, che davvero ringrazio anche perché l'amministrazione ci avevano lavorato insieme a noi con molta enfasi, la progettazione, l'amministrazione del Sazza che aveva promosso il progetto terminò il proprio lato e successe l'amministrazione attuale di Maddalena. E soltanto, guardate, nel giugno 2022 si riuscì a firmare la convenzione per la realizzazione del programma affidato all'architetto Angioi, che iniziò un difficile dialogo con gli enti per predisporre lo strumento pluralistico programmatore. Non sapevamo con chi parlare. Ogni tanto andavamo, ne parlavamo con non ce ne occupiamo più noi, magari se ne occupa questo, quell'altro. Fu davvero molto difficoltosa da questa fase. Ricordo anche il Covid che ci mise del suo. Dopo circa 5 anni dalla presentazione della richiesta di finanziamento, la Giunta Comunale di Ozzai, erano passati 5 anni, quindi quell'idea di quella destinazione d'uso, diremo, dell'ex istituto Misiera, cioè adibirlo a ostello, era passato un sacco di tempo, non funzionava più, si decise invece di provare a chiedere alla Regione di adibirlo alla prima corteccia dell'artigianeria. Perché? Perché il Comune di Ozzai, ecco qui ci ricolleghiamo per la parola importante, cultura, è davvero ricchissimo di opere che sono, la sindaca diceva, stoccate, naturalmente ben custodite, ma stoccate non godibili dal pubblico, per cui andiamo a dedicargli un'area importante in modo che sia fruibile da tutti, non solo creiamo anche le condizioni per insegnare, per divulgare l'arte incisoria di cui naturalmente qui siamo nell'atto della sala. Il 20 marzo 2024 si svolsero le elezioni regionali, a seguito delle quali vi furono nuovamente dei cambiamenti. Cambiò oltre che l'assetto politico anche l'assetto tecnico dell'assessorato, che però ci fu una novità positiva e le due funzionari che mi sento assolutamente ringraziato, la dottoressa Faras e la dottoressa Farina, presero in capo i due procedimenti, uno un procedimento del piano, l'altro procedimento dell'attuazione, e si iniziò davvero a lavorare. Grazie a questa stretta collaborazione, il 17 giugno del 2024 l'assessorato comunicò ufficialmente al Comune di Ozzai che risultava beneficiario di un finanziamento per l'attuazione del programma, cioè esattamente 6 anni dopo dissero al Comune: guardate, voi avete 1 milione di euro, potete procedere. E fu un motivo. Non solo, a novembre, sempre del 2024, quindi stiamo parlando di poco tempo fa, l'assessorato comunicò la possibilità di implementare del 40% quel progetto che già aveva la sua corposità. Il Comune di Ozzai predispose il progetto e si decise di utilizzare quei fondi per la sistemazione definitiva del solaio del Belvedere sull'istituto Misiera, in modo da eliminare le infiltrazioni, da renderlo davvero da un punto di vista funzionale, da un punto di vista oltre che statico, anche funzionale, assolutamente adeguato a quello che si voleva fare sotto. E il quadro economico a seguito della delega era questo: 1.351.000 euro progetto complessivo, 1.100.000 euro circa a carico della RAS e 250.000 euro, che non sono pochi, a carico del Comune di Ozzai. Siamo andati veloci da quando la dottoressa Fares e la dottoressa Sparina prese in mano la situazione. Infatti nel frattempo quindi di progettazione detto Angioli procedeva in stretta collaborazione con il rinnovato ufficio tecnico dal pensionamento del geometra Butto, ce l'ha ricordato prima Giovanni Morisano, ci sono stati tutta una serie di avvicendamenti e naturalmente il portare avanti un progetto del genere viene sempre in secondo piano rispetto all'urgenza che ha il Comune di risolvere i problemi. Però ora con l'ufficio tecnico rafforzato siamo riusciti a elaborare il programma, cioè il programma è stato elaborato, ragionato anche con l'assessorato regionale ed è stato consegnato a maggio del 2025. Il 15 settembre 2025 venne poi affidata la progettazione anche delle opere, quindi come vedete nel giro di un anno si sono recuperati quasi 10 anni quasi 8 anni di stasi e
il 10 marzo 2026, ieri, finalmente la RAS approva il programma integrato senza fare nessun tipo di osservazione, chiedendo al Comune di Olzai l'approvazione del Consiglio Comunale, ciò che stiamo facendo oggi, in modo da chiudere l'iter per poi andare a mettere davvero in campo quella che era un'idea. Questo la sindaca forse non se l'aspettavo, all'interno del programma integrato c'è la prefazione della sindaca che chiede così: i nostri maestri e guide saranno sempre gli uomini e le donne che hanno dato lustro alla nostra comunità e i luoghi che scrivono la nostra storia, il nostro essere Olzai, con caratteri indelibili e unici. Abbiamo cercato di interpretare il pensiero di Maddalena, che ringrazio, e do la parola all'amico e collega Mino Gioi, che presenterà ciò che in 10 anni abbiamo cercato di portare a Olzai. Grazie. Allora, illustrerò brevemente quello che è stato l'intento del programma. Da cosa siamo partiti, un po' l'ha già anticipato, abbastanza anticipato Raffaele. Tutto parte fondamentalmente dalla che cos'è Olzai, cioè un paese ricco di risorse, ricchissimo di risorse. Questo è come si presenta Olzai, una componente ambientale abbastanza importante. Questa componente, noi abbiamo utilizzato per la relazione del piano le due componenti che ci sembravano quelle che esprimevano e anche seguivano il bando, i criteri del bando, cioè una componente ambientale e una componente culturale. La componente culturale è poi quella che ci serve, che si declina, poi si inseriscono un sacco di temi, gastronomia, flora, arte. L'arte qui entra a mani basse pure perché con la valorizzazione di Canino Floris, pur non essendo un artista che pur non essendo di Olzai, ma viene a Olzai da giovane, fa tutto il suo percorso e vuole ritornare a Olzai e morirà tutto a Olzai. Queste due componenti sono le componenti che fondamentalmente ci hanno guidato, quindi la componente ambientale, la parte vegetativa, la parte boschiva, proprio che è preponderante quando si arriva a Olzai, adesso lo vedremo, questa è una componente tipica, possiamo andare sul Bando del Sermone. Questo è uno degli affacci che possiamo trovare tranquillamente lungo la strada, lungo le varie strade che posteggiano quando si va a Olzai. Questo è l'aspetto culturale. Si trasforma in che cosa? Paramenti murari a faccia vista, granito a faccia vista, quindi granito squadrato a faccia vista. Il mulino, quindi quello che a livello culturale tutti si identificano con un bene identitario forte, importante, che dialoga sotto con l'acqua, quello che dialoga. E
poi ci sono altri aspetti, la chiesa di Santa Barbara, che è stata dipinta tante volte da Carlo Floris. La componente ambientale ha creato il cestino, l'arte del cestino, quindi, e poi abbiamo anche tutta una serie di altre componenti e tutto adesso abbiamo la Biennale dell'arte dell'incisione che è importantissima per la Via dello Sardo, è veramente ormai la capitale dell'incisione. Abbiamo fatto questa analisi, guardiamoci entrambi i lati dorsali e vediamo la parte boschiva e praticamente andiamo attorno facendo un'analisi delle curve dell'andamento orografico e vediamo che cosa. Prima di tutto Olzai è il confluvio di 5 astri fluviali, motivo per cui c'è stata l'alluvione nel 1921 e poi la costruzione della Genova. Ma non solo, abbiamo due sistemi di ali. Uno che segue grosso modo l'andamento del colore di livello, no? E un altro invece che segue l'andamento quasi verticale, nel senso della massima pendenza. Che cos'era questo? Questa è una via di transumanza. Anche la professoressa Serrelli dell'Università di Alghero ha fatto tantissimi studi sulla transumanza e sulla valorizzazione delle vie di transumanza. Cosa ci fa vedere questo fondamentalmente? Perché è stato messo questo? Cioè noi abbiamo in poco più di 3 km abbiamo una strada che fa un salto di quasi 550 metri. Cosa succede? Che i chilometri è una passeggiata. In una passeggiata noi vediamo il cambiamento anche della flora, cioè le essenze lo vediamo passo passo, che andiamo avanti, vediamo anche questo cambiamento delle varie essenze proprio. In tutte le stagioni. Poi chiaramente abbiamo le essenze costanti, però vediamo questo cambiamento. E infatti la proposta che si faceva quando facevamo una riqualificazione del sentiero che si scala, che seguiva le vie di transumanza, quindi le vie del pastoralismo, all'epoca veniva chiamato, la proposta che veniva fatta era mettiamo le pietre miliari, ma le pietre miliari non devono darci la distanza, ma devono semplicemente segnarci l'altitudine, cioè dai 400 ai 500 metri, dai 600 ai 700, vedete, così diventa praticamente, questo è un ortobotanico naturale. Noi vediamo proprio nell'avvicinamento cosa succede. Quindi questo nella nostra idea è una cosa da valorizzare, assolutamente da valorizzare. Ecco, qui si vede, questa è una ricostruzione 3D dove si vede la nostra posizione, quindi qui si può notare molto bene come c'è proprio la montagna quasi si accavalla al paese. Ecco, questa invece è una modellazione meno ruvida, un po' più dolce, dove evidenziamo il fatto che si vede bene la confluenza di queste 5 astri fluviali e sono importantissime. E cosa genera? Questa è un'altra un po' più nervosa, come facciamo vedere la centro abitato. Ecco, vediamo questo è il segno, e questo segno ci ha portato, mi ha detto, usiamo il segno, l'acqua fa un solco, tutto è l'incisione è un segno, valorizziamo, portiamo sempre tutto quanto verso l'arte, in questo caso di Carmelo Floris, ma più che altro verso la biennale. Non è Carmelo Floris ha già la sua struttura, ma più che altro valorizzare la biennale. Questo è il deposito centrale dove tutte le prese idriche convogliano l'acqua in questo deposito grande, da qui parte per tutta quanta per tutto quanto il paese. Cosa fa il progetto? Questo è il progetto che abbiamo presentato in regione, l'ho messo perché è un po' più esaustivo. Qui si vedono bene, qui c'era questa asta, cioè
seconda R con il fiume delle Leopisine, che poi è il fiume principale, e c'è una serie di percorsi che seguono proprio le curve di livello, e sono dei percorsi pedonali, dei percorsi naturalistici, quindi anche questi sono degli elementi da valorizzare. Chiaramente all'epoca non sapevamo le dotazioni finanziarie, poi la regione, essendo nella linea C, non voleva che si facessero troppi interventi nel lago, ma era rivolto puntualmente alle infrastrutture all'interno del paese. Però cosa facciamo? Quindi praticamente l'elemento connettore, questo grande elemento, si generano una serie di eventi, tutta una serie di eventi, e quindi che fanno poi capo, noi all'epoca la chiamavamo la porta del parco dell'acqua, perché immaginavamo questa porta questo parco dell'acqua. Il mulino l'ho fatto solo vedere, perché il mulino all'epoca era stato appena ristrutturato, stiamo parlando, adesso bisognerebbe fare tanti interventi sul mulino, però all'epoca era stato appena ristrutturato, quindi non potevamo usare il mulino, ma usiamo l'elemento, la piazza centrale, cioè l'istituto Mesina, un istituto fondamentalmente inutilizzato, che potevamo utilizzare o come ostello, quindi all'epoca si faceva l'ostello per artisti, per esempio, non mi avevamo immaginato un ostello per artisti, molte persone vengono qui per studiare Camero Flores, per vedere un po' come si facevano le grandi a Roma, per vedere le rovine romane, vedevano perché Camero Flores era così affascinato da Orsai. Cioè lui non si spostava, una volta che poi conclude il suo percorso di studi, lui rimane fisso qui e dipingeva, era un artista poliedrico. E quindi c'è questo elemento argine, diventa un elemento, cioè il fiume è il filo conduttore di tutto quello che può succedere e che potrebbe valorizzare Orsai, quindi a livello sportivo. A livello sportivo ci sono dei percorsi che si può fare anche la discesa con il mountain bike. C'è un sistema che aveva creato il Genio Civile, un sistema di terrazzamenti che subito dopo la realizzazione dell'argine erano degli orti. Adesso sono in disuso, ma nel progetto, nel piano c'è il riuso di questi giardini, cioè riusarli come orti urbani. Sono spazi privati, ma incentivati, facciamo vedere che il paese è un paese vivo, non che in decadenza, c'è un paese che ha voglia di crescere. Stessa cosa qua, qui abbiamo una grandissima terrazza dove c'è un panorama molto molto bello, la piazza che abbiamo qui a fianco, sono piazza del sito Mesina. La piazza è stata pensata un po' come elemento connettivo di riarredo, ma a livello botanico proprio, non creando più che panchine, creare delle sorta di teglie, chiamiamole teglie, delle grandi aiuole, con le varie essenze del luogo, quindi concentriamo e non diventa più, quando c'è caldo, un posto ostile, a parte che abbassiamo la temperatura della piazza, abbassiamo la temperatura della piazza, così, quindi riaumentiamo, diventa tra virgolette una superficie permeabile e abbassiamo la temperatura, ma diventa un posto piacevole da acquistare. Questo è nello spirito del progetto. Ecco qui, quindi questo è l'elemento cognitivo, l'argine, che in teoria, cioè nella pratica è un elemento di separazione. No, l'argine separa, invece qui l'argine è un elemento di connessione, cioè è l'elemento che lega il comune di Orsai, oltre nel fatto che si identifica, ma proprio lo lega, lo unisce proprio e crea tutta una serie di eventi. E questa è una cosa che volevamo poi enfatizzare. Quali sono gli interventi che abbiamo individuato, come ha detto Raffaele? Uno è l'Istituto Mesina, quindi abbiamo un grandissimo patrimonio, creiamo una pinacoteca, ma non solo per quanto riguarda
una cosa statica dove noi conserviamo le opere, ma creiamo una parte statica con un'esposizione permanente, ma soprattutto un'esposizione uno spazio creato per esposizioni temporanee, quindi dove crei un posto vivo che funziona, se no qui la staticità non funziona tantissimo. Ormai tutti i musei hanno una parte di esposizione temporanea, una parte invece di esposizione permanente, una parte temporanea. E queste esposizioni temporanee non solo usarle qui, ma usarle anche in questo giardino. Nel giardino volevamo utilizzare, nell'idea era i giardini privati con gli orti. La regione non si può fare perché sono spazi privati, quindi non puoi finanziare delle opere su spazi privati, quindi ci ha stracciato dal piano fondamentalmente. Interveniamo, quindi primo intervento questo. Il secondo intervento, chiaramente, l'elemento di unione è l'argine, quindi questo è stato fatto vedere. Quindi lo spazio della pinacoteca abbiamo lasciato, secondo me, questo è un piano, lasci libero poi il futuro progettista nell'elaborazione del progetto, ma quello che abbiamo fatto è cercare di non andare contro quelli che sono i dettagli del piano particolareggiato del centro storico, cioè quelle sono delle regole fondamentali. E quindi spazio pinacoteca, riutilizzo della piazza, che adesso è fondamentalmente uno spazio vuoto, è uno spazio che è inutilizzato e fondamentalmente anche, tra virgolette, inutilizzabile. Se non ti fermi un attimo non succede niente, ecco, quindi anche lì bisogna, adesso chi fa la presentazione la progettazione vera e propria degli interventi, ci sarà chiaramente tutta una serie di eventi da progettare. E quello che è stato fatto nel piano è cercare la coerenza con il piano particolareggiato del centro storico e con tutta la normativa, poi PPR, la normativa urbanistica vigente. Altro intervento è lo stato del grado, chiaramente Raffaella ci ha raccontato tutta la storia dell'Agile. Qui proprio perché l'Agile cercare di ripristinare gli attraversamenti, adesso non sono in forte degrado, anche l'apparecchiatura muraria presenta dei fenomeni di degrado importanti, delle lesioni importanti, quindi andare rispetto a questa ricucitura non bisogna, l'Agile funziona già così, cioè come anche Ozzari fondamentalmente funziona già così com'è, cioè un bel paese, è fatto bene, però è come un tagliere a cui devi mettere dei bottoni adeguati a quella stoffa del tagliere. Ecco, questo è quello che si è cercato di fare, cioè delle cose molto discrete, ma che vanno un po' a ricucire degli elementi e lo connotano un modo, va bene? Quindi questo è quello che gli interventi sull'argine sono un sistema di illuminazione, di valorizzazione, come delle illuminazioni con RGB, secondo quello che si può utilizzare, delle luci numerabili, la risistemazione di tutti gli attraversamenti, cioè abbiamo i pontici, gli attraversamenti sono soggetti a un sacco di superfetazioni, sono anche fuori norma, bisogna crearli, fare una cosa che vada proprio in sicurezza rispetto all'altra. Altra cosa su cui poi sono le prese idriche che abbiamo a monte. Quindi lì queste prese idriche sono, a parte affascinanti nella loro struttura, sono di 3-4 tipologie, però sono anche posizionati in luoghi in cui ci sono le prese idriche, sono dei punti di partenza per dei percorsi naturalistici, quindi che quelle diventano l'inizio di un evento, l'inizio di un percorso. E quindi lì si cerca semplicemente attraverso degli interventi discreti, cioè rifacendo, sistemando i parametri murali, sistemando, magari ci sono alcune porte che ormai sono completamente ossidate perché
sono in ferro e non si riescono più a aprire oppure a chiudere, delle staccionate in legno, creare che inizia un percorso che ti porta a fare una serie di sentieristiche, ma non creare quel sentiero, l'inizio del sentiero, poi successivamente si spera che ci siano dei fondi per creare dei sentieri uguali. Il quarto intervento è questo giardino sotto il ponte, il giardino Floris. Questo giardino Floris ci sono fondamentalmente un agrumento, sono delle piante di agrumi, qui è previsto adesso c'è un selciato di granito, è molto pavimentata, la cosa è togliamo i selciati, togliamo il cemento, aumentiamo la superficie permeabile e mettiamo delle pavimentazioni in legno, lasciamo le stesse essenze che ci sono, però creiamo qui uno spazio per laboratoriale, cioè bambini degli asili, uno spazio in cui si possono sedere in terra. Alcune panchine, questo disegno verranno utilizzate delle panchine in pietra, e la cosa più caratteristica che cos'è? È questa sorta di giardino chiuso, sembra quasi un giardino pantesco, no? Dove c'è un vecchio lavatoio, quindi recuperare il vecchio lavatoio e mettere i giardini panteschi. Il giardino pantesco serve per proteggere dai venti una pianta, qui invece creiamo questo uno spazio espositivo che si conclude in questo spazio centrale dove si può mettere nelle esposizioni temporanee delle opere d'arte. Quindi c'è qualcosa che succede, c'è un evento e si conclude all'interno di un ambiente circoscritto che può essere, parlo dei giardini panteschi perché vedendo la prima cosa che mi è venuta in mente sinceramente quando sono arrivato lì, proprio ho visto parte delle viaggi proprio spiccicate. Quindi questo sono gli interventi che abbiamo cercato di fare. Poi la questione è stata anche, ma diamogli una veste grafica, a questi terreni. Volutamente gli interventi non sono stati dettagliati come la prima, proprio per dare possibilità a chi fa il progetto per poter, diciamo, dire la sua, ecco, se no se poi blocchi e vincoli tutto non c'è neanche più il gusto della progettazione, secondo me. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un logo ispirato a che cosa? Chiaramente per Floris, il suo torchio, quindi l'evidenziazione del torchio, la sua stilizzazione e creare quasi una xilografia, una xilografia proprio, un'incisione un po' ruvida, un po' tedesca quasi, ecco. E a questa abbiamo messo degli elementi caratteristici che secondo noi erano gli elementi caratteristici del ghiozzaio, cioè l'acqua, la parte, cioè il bosco, quindi il verde, l'ambiente, la roba ambientale, il paramento murario, quindi le murature di pietra e i fichi di idea, cioè Olzai, quindi la parte enogastronomica, cioè il fico di idea viene usato per fare il liquore che serve nell'arte dolciaria. Tutti i dolci, quasi dolci a base pasta di mandorle, usano la sappa, di cui voi Olzai fa anche la saga, quindi usiamolo come elemento. E da qui è nato, diciamo, questo. Con questo io concludo perché se no sarei lunghissimo. E quindi questo sarebbe la volontà di creare un'immagine simbolo proprio della riqualificazione del paese per dare spirito, però la cosa è riqualifichiamo e diamo adito all'arte incisoria più che altro, tutto l'elemento cognitivo. Grazie.
Paolo Spento. Io ho parlato prima della città ambientale, che è un progetto ambizioso, promosso e voluto fortemente dall'Unione Comuni Barbaggia, e si è occupato appunto di questo progetto il professor Macciocco, quindi io chiamerei il professor Macciocco per insomma, illustrarci un attimino e creare un collegamento tra questo progetto e la città ambientale. Grazie professore. Mi posso sedere? Sì. Intanto ringrazio la signora Sindaca, l'amministrazione di Orsari, il consiglio comunale e ringrazio anche i colleghi che hanno fatto questo progetto, che è un progetto molto bello, devo dire, e quindi mi complimento con loro. Credo che si tratta di un progetto ambientale, quindi è assolutamente coerente. A posteriori io non lo conoscevo e tra l'altro ci sono alcuni aspetti interessanti che volevo mettere in evidenza, che anche rispetto al bando regionale, anche la scelta, non so se avete notato, di questa linea C, che è stata una scelta obbligata perché era destinata ai piccoli comuni, ma in realtà doveva essere una linea dedicata anche alle città, perché le altre linee non dico che fossero irrilevanti, ma quasi rispetto al problema, come dire, di rigenerazione urbana, perché anche il termine riordino oggettivamente è riordino rispetto a quale ordine? Si tratta fondamentalmente di costruire una città nuova orientata in senso ambientale. Questo è quello che è evidente in questo progetto. Quali sono come dire, gli elementi di relazione tra questo progetto e il progetto della città, di quello che abbiamo chiamato la città ambientale? Un titolo dovevamo darlo ovviamente, no? Però come dire, è di 8 comuni che decidono innanzitutto di costituire un'unione, che è un aspetto importante, nel senso che io, diciamo, anche per l'età ho un'esperienza di pianificazione di altre figure intermedie che però erano legate o a delle leggi statali o leggi regionali o altro. Cioè, le unioni dei comuni sono importanti perché, come dire, hanno deciso fondamentalmente di mettersi insieme e costituire quella, io l'ho chiamata una città di paesi, diciamo, questa figura urbana costituita da queste entità. Direi una città distribuita. E questa città distribuita è come dire, una novità oggettivamente nella città contemporanea che sta andando in questa direzione, nel senso che anche le esperienze di grandi città, anche di città che hanno una storia gloriosa come Barcellona o anche Parigi, stanno andando in una direzione, come dire, di distribuzione della città, cioè di distribuzione della cultura urbana. E questa distribuzione della cultura urbana passa a Barcellona, per esempio, con la costruzione dei super isolati, all'interno dei quali, come dire, si va a 10 all'ora, cioè si prendono gli isolati urbani di Barcellona, 9 isolati
isolati formano questo super isolato che è fondamentalmente un villaggio, cioè come se le metropoli, così anche Parigi con la città di un quarto d'ora in cui si trova l'essenziale urbano in un percorso con una mobilità dolce, diciamo di un quarto d'ora, e io trovo una zona in qualche modo di calma in cui la vita urbana è una vita di prossimità, in cui le persone cominciano a rapportarsi in quanto si conoscono. Cioè la città, la metropoli, sappiamo che è nata in cui i rapporti sociali non cambiati rispetto ai rapporti sociali, come dire, della città pre-industriale, in cui le persone si conoscevano, i rapporti sono diventati cosmopoliti, personali ovviamente tra persone. Quindi questo è. Allora, le metropoli stanno andando in questa direzione di città di villaggi. Noi, nell'Unione dei Comuni, abbiamo fondamentalmente, chiamiamoli villaggi, sono dei paesi, diciamo, che praticamente stanno, direi, andando nella direzione nella quale stanno andando fondamentalmente le metropoli. Questo è, direi, una novità che io ritengo molto interessante. Cioè, la città che basta a se stessa non è come dire, direi, è in crisi. Questo abbiamo visto e tra l'altro anche tanti avvenimenti mostrano questa crisi. Per cui direi la tensione ideale, diciamo, della città ambientale era, come dire, la costruzione, direi, di questa città dei paesi, e quindi fondamentalmente un modello urbano, un modello di vita urbana nella bassa densità. Questo è fondamentalmente il problema. Allora, per collegarci al progetto, nella città, come dire, che direi, in un certo modo si parzializza, come abbiamo visto, c'è il problema di tenere insieme l'unità concettuale della città, la totalità. Questo è il problema. Allora, il collante che tiene insieme la città è il sistema ambientale. Qui abbiamo visto proprio che, come dire, un segno fondamentale del sistema ambientale, che è rappresentato dal rio, prima libero, poi arginato, è, direi, il collante che tiene insieme, diciamo, il paese, ma direi tutti i paesi sono tenuti insieme dal sistema ambientale comune. Questo è il problema fondamentale, cioè, perché quello che sta avvenendo invece in altre città, dove, come dire, la città densa si sta frammentando in qualche modo, sta perdendo quella che viene definita unità concettuale, la città sta perdendo la totalità, e perdendo la totalità naturalmente siamo sconvolti, siamo un po' disorientati, per cui il progetto ha il compito, e qui lo si è visto con molta chiarezza, di ricostituire l'unità della città. Noi ora, in questo, anche nel preliminare che stiamo facendo, stiamo individuando in un certo senso le strutture generative dei vari centri che tengono insieme, diciamo, questa città dei paesi. E per Olzai abbiamo naturalmente individuato io sono gallurese, quindi il sardo, come dire, non lo frequento molto, come dire, l'arginamento, in qualche modo di questo, è la struttura generativa di Olzai, di questo paese, che è particolare. Io ho visto le interpretazioni, sono molto interessanti, quelle che i colleghi hanno dato di Olzai. Io la vedo rispetto agli altri centri che hanno, come dire, delle figure unitarie, come un paese, come dire, che ha delle propagini, no? La propagine verso Salure, la propagine verso Ottana, la propagine verso Lolai, la propagine verso Chieti, no? Che proprio è come se, come dire, si ancorasse al tempo stesso, si mettesse in relazione, perché la sua forma è certamente legata, come dire, alla morfologia ambientale, no? Anche tutto al sistema idrografico, a come i rii l'hanno determinato. Per cui, come dire, è quello che
che sta facendo, giusto per citare alcuni punti che forse sono interessanti, che sono stati citati dai colleghi, cioè il fatto che la minaccia è diventata una risorsa. Io aggiungo questo, che i progetti, come dire, idraulici di messa in sicurezza sono, direi, una benedizione per i piccoli centri, anche per poter avere dei finanziamenti, per vengono finanziati. Cioè, sappiamo benissimo che se noi chiediamo alla Regione che finanzi le piazze, eccetera, eccetera, non finanziano, ma la messa in sicurezza viene finanziata. Allora, la trasformazione di un progetto di settore idraulico, come il caso, diciamo, dell'arginamento, così, in un progetto urbano, questo è quello che noi dobbiamo fare, è uno degli aspetti fondamentali che qui è stato interpretato con molta chiarezza e benissimo, insomma, ecco, questo è la cosa. L'altro aspetto che fa riferimento sempre alle città ambientali, noi abbiamo definito come dire, il paese e il territorio come un tutto. Finisco subito, però mi sembra che vanno un po' centrati questi aspetti. Perché il paese e il territorio come un tutto? Vediamo concretamente al di là, diciamo, di questa espressione quello che è successo. Voi ricordate che è venuto fuori un bando borghi, no? Tra le tante sciocchezze che fanno i ministeri c'è anche il bando borghi, nel senso che mettono in confronto, direi, i piccoli centri italiani sulla base, così, genericamente della loro bellezza, perché di questo si tratta. Per cui noi sappiamo che i nostri paesi sono fondamentalmente dei paesi territorio, cioè sono i territori dei paesi, sono, diciamo, l'eccellenza dei paesi, per cui, come dire, noi optiamo per questa definizione, diciamo, dei paesi e territorio come un tutto, per cui questo, perché non sia semplicemente una definizione nominalistica, deve essere seguita da interventi di relazione tra paesi e territorio. E l'arginamento, diciamo, di Orsai fa riferimento proprio a queste relazioni tra paese e territorio, che sono relazioni di vario tipo. Io vi ho indicato nel progetto ambientale, sono relazioni di scambio, relazioni di prossimità, relazioni di contenuto, eccetera, eccetera, però sono quelli che in qualche modo costruiscono, perché il progetto, diciamo, è il paese e il territorio come un tutto. E qui questa cosa è molto chiara, perché ovviamente l'acqua arriva dal territorio in paese, insomma, e quindi il sistema idrografico è uno certamente degli elementi che mettono in relazione, diciamo, i paesi e il territorio per essere costruiti come un tutto, e quindi presentano e possono esibire anche in queste competizioni, non so quanto direi giuste, per intenderci, però insomma questo è il mondo non è ideale, direi la possibilità, come dire, di confrontarsi con gli altri. Un'ultima cosa, e finisco. Considerare il sistema ambientale come il collante, come dire, di questa urbanità distribuita, che qui c'è già, e che altri in qualche modo devono costruire, perché devono individuare i collanti in alcune altre parti. Non è semplice che individuino i collanti, come dire, di questa città che si sta disperdendo in frammenti, perché sia invece una cultura distribuita, vanno trovati gli elementi che tengono insieme queste parti della città. Cioè, mentre noi abbiamo la possibilità con il sistema ambientale di individuare il collante di questa distribuzione, da altre parti le cose sono un po' più complicate. Questo è per essere chiari. E questo collante, che è il sistema ambientale, così come viene continuato a tutelare, come abbiamo visto qui nel progetto, e che, come dire, è stato tutelato nel tempo, per cui, come dire, non c'è un concetto di natura, direi, che è tipico dell'ambientalismo occidentale, come dire, una natura e più culture, ma in realtà nei nostri paesi
i nostri paesi sono coerenti con l'evoluzione dell'antropologia moderna, nel senso che c'è una natura e una cultura, cioè ogni paese c'è una natura e una cultura, che stabilisce un senso di appartenenza tra la cultura e la natura e determina un credito ambientale, perché in questo senso di appartenenza si erogano servizi ecosistemici che sono superiori alla media regionale, che sono superiori alla media nazionale e che devono essere compensati. Questo è uno perché i servizi ecosistemici non servono solamente a questo tetto, ma servono naturalmente all'esterno, sono servizi sovralocali. Quindi è come se noi esportassimo servizi ecosistemici, per cui anche da un punto di vista delle prospettive, per esempio del lavoro, ci sono, come dire, le economie ambientali non sono economie ornamentali, sono economie strutturali proprio per questa ragione. Per cui credo insomma che non ci sia bisogno di dire altro per quanto riguarda, come dire, le relazioni virtuose che si stabiliscono per questo progetto, ovviamente è la città ambientale, quindi non posso che sono molto contento di questo e quindi devo ringraziare l'amministrazione dobbiamo ringraziare tutta l'amministrazione che ha portato avanti questo progetto che, ripeto, è un progetto di rigenerazione urbana, non è di riordino urbano, è un progetto più importante per essere chiari così. E naturalmente complimentarmi ancora con i tecnici per questo progetto così interessante e utile, insomma, ecco, per la costruzione di questa prospettiva urbana nella bassa densità, che tra l'altro la Presidenza della Regione ha fatto propria, perché naturalmente in questo modo di procedere c'è un'idea di Sardegna, c'è un'idea di Sardegna che implica la necessità, come dire, che ci occupiamo del nostro territorio e ce ne prendiamo cura, perché la dimensione ambientale che curiamo molto ha determinato una dilatazione del concetto di abitare, proprio nel senso di prendersi cura del territorio complessivo. Quindi abbiamo molto lavoro da fare, in particolare i nostri giovani devono prendersi la responsabilità per il futuro della tutela, come dire, del nostro territorio, tenendo presente che un abitante della Sardegna si occupa, come dire, di una porzione di territorio quando nasce un bambino, dobbiamo sapere che si occuperà di una porzione di territorio che è 6 volte quello di cui si occuperà, come dire, un bambino quando diventerà l'adulto della Lombardia. Questo dobbiamo sempre tenerlo presente. Grazie professor Marciocco. È vero, abbiamo una responsabilità importante, insomma, nei confronti dell'ambiente che dovremo preservare, perché dobbiamo prendercene cura e tutelare, perché lo dobbiamo consegnare alle future generazioni. Quindi davvero dobbiamo responsabilizzarli anche con questi interventi. Noi possiamo anche aprire, voglio dire, il dibattito, se qualcuno vuole fare qualche domanda, se portare qualche contributo, non lo so. Non lo so se i nostri tecnici vogliono intervenire e dire qualcosa. Va bene così. Quindi possiamo chiudere? Mario, vuoi dire qualcosa? È stato già detto tutto. No.
Solo per fare i complimenti ai tecnici, hanno fatto Non la parola a Raffaele. un ottimo lavoro. Sì, certo. Va bene. Allora, Raffaele, L'unico cosa mezzo è ci stato dici? finito avevo carico. Chiudi, allora, Per chiudere, appunto, per No, chiudere. chiude il sindaco. Io sono molto, noi come gruppo di progettazione sono molto grati, prima Esther, Mario, poi a Maddalena e tutti quelli che hanno collaborato per portare un risultato che non era assolutamente scontato. Molti non ci sono arrivati, forse la caparbietà un po' nostra di gente all'interno della Sardegna ci ha consentito di arrivare al risultato. E mi sono sentito molto onorato, professor Macciocco, che chiamarmi collega del professor Macciocco. Oggi devo dire che per me, per noi, è una grande soddisfazione. Intanto essere riusciti a onorare l'impegno, che è sempre un aspetto professionale e umano importante. E averlo onorato, spero, Maddalena, lo spero Giovanni, spero per Ozai, nel migliore dei modi. Noi ce l'abbiamo messa tutta, cercando di interpretare la filosofia degli ozaesi. Io spesso venivo a farmi dei rilievi qui, ma dei rilievi delle passeggiate nel centro storico, e non posso che complimentarvi per l'urbanistica, per la tenuta e per la caparbietà dimostrata anche con la gestione delle acque che avete. Il nostro piccolo contributo non poteva che essere dare il massimo per ottenere ciò per cui ci avete onorato di incaricarci. Grazie. Va bene, quindi se non ci sono altri interventi io ringrazio, ci ha raggiunto un altro ex sindaco, Mauro Mattu, grazie Mauro per la presenza. Niente, ringrazio nuovamente tutti i presenti e adesso ci sarà un momento, insomma, saremo su e ci sarà un piccolo rinfresco e quindi ci tratteniamo in vostra compagnia naturalmente. Andiamo su, grazie.